Eccolo qua. A lei il compito di riassumere tutti gli incarichi, i meriti, il contributo di Giuseppe Tonuti al territorio, anche incarichi nazionali. Da dove iniziare? È stato un personaggio importante, un personaggio con la sua idealità, con la sua cultura e con la grandissima capacità operativa. L'elenco delle presidenze, degli incarichi che ha ricoperto, soprattutto per dotare la regione Friuli Venezia Giulia, che è una regione che confina con l'Austria e con la Slovenia, ma che anche si affaccia sul mare Adriatico, per dotarla quindi delle arterie che gli consentono di vivere. Lui ha svolto un'azione fondamentale, perché è stato presidente delle Autovive Venete, la società che ha costruito la nostra autostrada. È stato presidente della società per il traforo di Montecroce Carnico, ahimè un problema che si è un po' dimenticato nel tempo, ed è stato presidente anche del porto di Trieste, dell'ente porto di Trieste. Nel giorno dei 100 anni dalla nascita di suo padre, dunque questa cerimonia la vediamo emozionata insieme anche alle sue sorelle. Sì, è un tributo che mio papà meritava sia per il suo percorso umano che per il suo percorso professionale. Questo è un riconoscimento istituzionale di tutta la sua attività politica che deve essere, secondo me, riconsiderata e rivalutata.